Buon pomeriggio e benvenuti, bentrovati dal comunale Narciso Soldan di Conegliano. Mirko Villanova in cabina di regia con il nostro Vincenzo Russo alla telecamera per mostrarvi e farvi godere oggi 90 minuti tra Conegliano e Cavarzano. Ci auguriamo naturalmente tutti che sia una buona partita, una bella partita e che vinca naturalmente il migliore. Calvinoale con 41 punti al comando di questa classifica del girone, Conegliano che insegue con la Godigese a 40 punti, quindi una lunghezza solo a disvantaggio, tutta da recuperare. San Donà 39, Porto Mansuè 37, Giorgione 33, Borgorico 32, Liventino Pitergina 31, Vittorio 30, Spinea 29, Lia Piave 27, Careni 26, Cadoneghe 24, Cavarzano, eccoli qui, 24, con il Favaro a 20 e il Caorle che chiude a 12. È un Cavarzano che viene da una vittoria però dovuta anche, come si suol dire, insomma di solito capita sempre più o meno così, cambio di allenatore e vittoria. E in effetti cambio di allenatore nella settimana passata, via Ferro e dentro si dice un triumvirato, perché Christian Darold compare sugli elenchi come allenatore, ma sembra appunto, e usiamo il condizionale, insomma, che venga aiutato in panchina o durante la settimana, appunto, tra l'altro anche dall'ex giocatore Tibolla. Che può aiutare appunto e aiuterà Darold nella conduzione di queste partite che da qua a fine anno dovranno cercare naturalmente di salvare, di portare fuori dalle zone buie della classifica appunto la formazione bellunese. E allora andiamo a vedere subito le due formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Zennaro della sezione di Mestre. Anche qui c'è stato un cambiamento quest'oggi, mi hanno detto, e quindi c'è stato un guardialine che era stato colpito da influenza e quindi è stato sostituito, e poi c'è stato uno spostamento da assistente numero 1 a assistente numero 2. In questo caso troviamo l'assistente numero 1 è Stefano Iu della sezione di Treviso, il numero 2 è Elia Bettello della sezione di San Donà di Piave. Arbitra l'incontro, vi dicevo, il signor Zennaro della sezione di Mestre. Allora, un'occhiata alle formazioni con il Cavarzano che manda in campo questo 11: Solagna, Boso, Apocher, Malacarne, Fontana, Bortot, Pradebon, Quarzago, Betz, il mitico Betz, classe 80, Sina e Band con il numero 11 sulle spalle. Con Darold e lo staff tecnico in panchina troviamo Denardi, Panatta, Marchiori, Paier, Scucolli, De Marchi, Solagna Tommaso, Fiabane e Sommariva. Questo l'11 e le riserve, per così dire, che vanno in panca quest'oggi qui con il Cavarzano. Risponde il Conegliano 1907 con questo 11 scelto da Stefano Andretta, con Rallo con il numero 1, con il numero 2 Faccioni, con il 3 Magli, con il 4 Dassier, con il 5 Sommacal, con il 6 Mosca, con il 7 Faraon, con l'8 Doria, con il 9 Cais, con il 10 Paladin e con il numero 11 Urbanetto. Il tecnico Stefano Andretta porta con lui in panchina Cason, Buanello, Granziera, Masoc, Perosin, Floris, Guizzo e Donadon. Quindi Masoc parte dalla panchina quest'oggi, classe 92, uno degli uomini più importanti, uno degli uomini più carismatici appunto del Conegliano, parte quest'oggi dalla panchina e vedremo poi se ci sarà l'inserimento durante il corso della gara, nel corso di questa partita appunto che riveste particolare importanza, diciamo, perché bisognerà trovare al più presto risultato positivo per rimanere agganciati al traino dell'alta classifica, un traino che vede per il momento il Calvinoale
in testa alla classifica con 41 punti, inseguito proprio da Conegliano e Godigese che si trovano a 40 punti. Ci sono partite anche piuttosto intricate quest'oggi e naturalmente che potranno dire molto nello svolgimento di questa giornata, e quindi magari le seguiremo, visto quando avremo qualche aggiornamento dai campi potremo darle, naturalmente potremo dare il risultato e gli aggiornamenti, vi dicevo. Allora, per quanto riguarda la gara, il Conegliano chiede ai suoi giocatori naturalmente l'impegno per continuare a rimanere nelle zone alte, altissime della classifica. È una posizione che forse, anche se in società lo speravano, diciamo, dentro di loro, molti probabilmente dicono che forse è un po' troppo prematuro fare sogni e voli pindarici verso una Serie D. Magari ci vorrebbe un'altra annata da passare appunto in questa categoria per poi tentare appunto il salto di categoria. Questo per quanto riguarda quello che si parla, quello che si dice, poi naturalmente vedremo il campo che cosa dirà quest'oggi. Due squadre che sono già entrate in campo con la maglia gialla e i calzoncini blu, la tipica tenuta giallo-blu per l'appunto del calcio conegliano, scusatemi, allora andiamo a vedere un attimo, perché no, scusate, è il Cavarzano in giallo-blu, quindi Cavarzano giallo-blu, tra l'altro sono anche i colori appunto del Conegliano, e Conegliano invece che gioca con un completo bianco. E quindi tra poco vedremo le due formazioni affrontarsi. In mezzo al campo la formazione del Cavarzano si stringe attorno ai propri giocatori, c'è bisogno naturalmente di fare gruppo e quindi eccoli lì che si sono radunati e adesso si sono già posizionati. Partita che sta per iniziare. Il fischio dell'arbitro, il signor Zennaro della sezione di Mestre, dà il via alle ostilità con il primo pallone che viene giocato adesso con le mani per una rimessa in gioco da parte del Conegliano, con il numero 2 Faccioni che ci ha abituato alle sue spinte sulla fascia laterale destra. Provano a trovare spazi ancora con Faccioni che fa viaggiare subito dalla parte opposta ancora il numero 11 Urbanetto, che ha tentato il cross verso Kais, non riuscito, palla che termina abbondantemente sopra la traversa e si viene raccolta da Davide Solagna. In completo rosso il portiere del Cavarzano, completo verde il portiere del Conegliano. Ecco il rinvio di Solagna che arriva di poco, non passa la metà campo. Betz cercava di fare suo il pallone con uno stop di petto, non riuscito, allora tutto dalla parte opposta, ma viene riconquistata palla da parte dei bianchi del Conegliano che con Doria portano avanti la sfera, poi il lancio lungo, si alza la bandierina perché Kais era più avanti di tutti e quindi fuorigioco fischiato dall'arbitro, il signor Zennaro, coadiuvato appunto dal signor Iu della sezione di Treviso qui sotto le tribune, e dall'altra parte Elia Bettello della sezione di San Donà di Piave. Altro rinvio per Solagna che ha cominciato il suo lavoro, rinvio lungo, oltre la metà campo, hanno la meglio i giocatori prima del Conegliano e poi del Cavarzano che provano a mettere a terra il pallone e manovrarlo con Appocher che si fa ribattere per ben 2 volte il tentativo di impostare sulla fascia, nulla di fatto, va indietro tutto verso Bortot che va a trovare Solagna ancora pronto al rinvio. Grande lavoro di Solagna perché ha dovuto rinviare per ben 3 volte
volte per allontanare appunto il Conegliano dalla sua zona pericolosa. Viene in avanti ancora il Conegliano che guadagna palla, lo fa pescando Kais sulla fascia sinistra del campo, ma non ci arriva Kais e allora la palla termina fuori sul fondo. 2 minuti e 18 di gioco, sempre con il risultato fermo sullo 0-0. Davanti alla panchina Stefano Andretta a mani conserte a guardare la partita e a soffrire lì davanti, mentre ancora quelli del Cavarzano non si sono mossi dalla propria panchina, quindi sono tranquillamente seduti a guardare il match. Doria, però l'arbitro fischia, ferma tutto e si riprenderà a giocare con una punizione a metà campo a favore del Cavarzano. È un Cavarzano che prova naturalmente a contrastare questo Conegliano che si trova al secondo posto in classifica e quindi capite benissimo che per il Cavarzano insomma si tratta di cercare di arginare fin dalle prime battute, come stiamo vedendo appunto, la predominanza della formazione di casa. Urbanetto che cerca di andare in pressing veloce su Bortot che va ad appoggiarsi su Solagna che arancia lunga, ecco Paladin che prende palla, se la allunga un pochino poi riesce a rigiocarla in qualche maniera. Faccioni ancora che cerca di andarsene, anzi era Faraon che cercava di andarsene e girarsi. Doria che va in pressing alto, costringe il proprio avversario da andare indietro ancora su Solagna che smista dalla destra alla sinistra cercando un giocatore libero. Questa volta aveva trovato Betz, però la palla gli è sfuggita via ancora per la seconda volta. Betz che nonostante l'età è costretto fin da questi primi minuti di gioco a svariare dalla destra alla sinistra per cercare di non dare punti di riferimento ai marcatori che lo prenderanno sotto cura e naturalmente per cercare di portare più pericoli possibili nella zona appunto coneglianese. È tutto pronto per la battuta del Conegliano che cerca di allungare. Di solito batte Perosin, ma Perosin compare in panchina anche quest'oggi, anche questa settimana, nulla di fatto. Adesso c'è un uomo a terra del Conegliano, ma il fallo è proprio contro il Conegliano e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa effettuata, con un rinvio effettuato ancora una volta da Davide Solagna. Per lui il match è entrato da subito nel vivo, insomma, con tanti rinvii e tanti allunghi per spostare in avanti il baricentro della sua squadra. Anche adesso ha chiesto ai suoi difensori di allungarsi un pochino, altrimenti se prendono palla di nuovo a quelli del Conegliano sono ancora qui, ma la prolunga Betz. Attenzione perché è pericolosissima questa azione, è pericolosissima, con Sina che è andato al tiro, molto bella la spizzata di Betz e poi per Sina il tentativo e bravo Rallo che di piede mette in calcio d'angolo al quinto minuto di gioco. Primo tremore che arriva sulle corde del Conegliano. Allora punizione del Cavarzano, attenzione, mette dentro Doria che cerca di uscire, c'è il fallo, sì, c'è il fallo di Boso che spinge via Paladin che non può riuscire a prendere questo pallone. Allora tutto da ricominciare, tutto da rifare, però attenzione, il Cavarzano ha fatto capire che le sue ripartenze potrebbero essere devastanti e le spizzate di Betz, come in questo caso, contrastato da un ottimo Mosca che sta facendo un bellissimo campionato qui a Conegliano. Viene in avanti ancora la formazione ospite del Cavarzano che sulla fascia destra del campo va giù con Boso, cerca di andarsene, poi la mette e riesce a girarla. Attenzione ancora il pallone non toccato da Band, cercava di favorire Betz, non ci arriva. Allora il contropiede del Conegliano con Paladin che avanza da solo, poi vede molto bene sulla sinistra il giocatore ed è questo pallone un po' lento da arrivare in area e c'è tra l'altro anche il fuorigioco di Faraon. Nulla di fatto, si è perso un po' troppo tempo lì con il tentativo di mettere dentro palla dalla sinistra alla destra. Purtroppo non è riuscito a farlo, a fare questa cosa Doria, e poi anche Kais e Paladin che sono riusciti naturalmente a contrastare
il Cavarzano. In avanti ancora la formazione di casa che è partita a sprombattuto, sta cercando naturalmente, bravo Doria con questa palla, ecco Doria che è in mezzo al campo, autentico mattatore di questa squadra, insomma il pallone che va a viaggiare verso la sinistra, chiede scusa Paladin perché il pallone non arriva su Magli che si era impegnato per farlo suo, purtroppo non c'è arrivato, nulla di fatto. E allora si rimette in gioco con le mani questo pallone per quanto riguarda la compagine di casa, 7 minuti e 45 secondi. Ecco Betz ancora, lasciato un po' troppo libero per quanto riguarda appunto per quanto riguarda la retroguardia del Conegliano. Betz si è tirato fuori dalla marcatura intelligentemente, si è tirato fuori dalla marcatura sia di Mosca e dell'altro centrale, giocando un pochino da trequartista, diciamo, giocando un po' in mezzo al campo e provando ad impostare lui. Kais la mette a terra molto bene di petto, poi vede l'uomo arrivare sulla sua ed è Paladin che entra dentro, Paladin che la mette scodella molto bene, palla che rimane lì, ancora il tentativo di girata, il tiro di Faraon viene contrastato dall'ottimo intervento di Solagna, ancora il Conegliano però ha sprombattuto e cerca il tiro con questa palla che viene deviata in calcio d'angolo e allora si va dalla bandierina per cercare naturalmente di impensierire la retroguardia del Cavarzano che ha tremato e ha vacillato in un paio di occasioni in questi secondi, questi istanti precedenti a questo calcio d'angolo. Batte Paladin, primo palo, non la tocca nessuno, palla che termina fuori, l'ha toccata un difensore del Cavarzano e allora ci sarà calcio d'angolo però dalla parte opposta dove si avvia ancora lo stesso Paladin alla battuta. E intanto mi pare che Darold si sia alzato dalla sua panchina anche lui per cercare di sostenere e dare qualche informazione necessaria ai suoi. Eccolo Paladin che batte ancora sul secondo palo questa volta, nulla di fatto perché è troppo facile per Solagna approfittare e mettere tra le braccia il pallone. Adesso attende la salita dei suoi, poi aspetta tutto quello che può aspettare e dà ragione perché deve rallentare il gioco Solagna, va dalla parte opposta ma non arriva a compimento e allora c'è ancora il Conegliano che prova a prendersi la palla e il pallone viene lanciato alto, molto brutto questo rinvio però non ce la fa a prenderlo Kais, riparte il Cavarzano però con molte difficoltà perché non riesce a trovare, mamma che rischio Solagna. Il tentativo di rinvio doveva essere alto e finito invece quasi sui piedi di un coneglianese. Lancio lungo per Betz, vedete come Betz impensierisce addirittura due uomini del Conegliano che sono in prima e seconda battuta per contrastare le sue spizzate, i suoi colpi di testa e la sua intelligenza nel far andare. Si sta giocando in un fazzoletto con il numero 10 Sina che cerca di andarsene. Sina prima ha avuto una grossissima occasione per portare in vantaggio la sua formazione, non c'è riuscito grazie anche al prodigioso intervento di Elia Rallo classe 2003 che ha deviato con i piedi in calcio d'angolo. Ancora il Cavarzano che viene in avanti, prova con Sina ancora a girarsi e allora dalla parte opposta adesso per trovare il numero 3 Apoker, va fino al fondo, Apoker cerca di metterlo dentro, riesce anche molto bene ad arrivare sul pallone Betz che nonostante tutto e nonostante l'età, vi ricordo classe 1980, è su tutti i palloni almeno in questi primi 10-15 minuti di gioco qui al comunale Soldanna. Adesso c'è un rinviaccio, se così possiamo dire, di Solagna che permette a Faccioni di andare con le mani a servire Doria che guarda la posizione dei suoi, poi si fa ridare la palla e allora intelligentemente dalla parte opposta per pescare Magli che prova a spingere, trova Paladin sulla sua corsa, i due si danno il pallone adesso per Magli che la mette dentro però non riesce e quindi nulla di fatto, palla che era già finita sul fondo, poi è rimasta lì e quindi nulla di fatto con Solagna ancora. Certamente sta lavorando Solagna perché fin dal primo istante palloni su palloni da rinviare e da giocare partendo dal basso, allarga di nuovo le braccia chiedendo di salire ai suoi
metà campo. Betz, tutte sue per il momento, di testa. Spinge a Poker. Poi ancora Malacarne. Palla persa dal Cavarzano che si ferma lì sulla metà campo. Poi riparte Paladin. C'è solo due uomini, uno a destra e uno a sinistra, però il tocco per Kais è molto brutto. Però in questo caso o si appoggia un po' di più la spinta di Paladin e non soltanto con i due laterali, e quindi con qualche altra possibilità. Intanto l'Eclisse Carini Pivigina passa in vantaggio a Castelfranco per 1-0 con un Giorgione che secondo me ormai ha tirato i remi in barca dopo aver esonerato Sandri. Palla che rimane lì, palla che viene rinviata da Faccioni. Prende a metà campo, pieno padrone il Conegliano del match per il momento, però il Cavarzano prova ogni tanto a qualche sortita, in questo caso non riesce perché il passaggio in orizzontale termina decisamente fuori, e allora Doria per Magli, ancora per Doria, interrotto il dialogo in avanti, attenzione a questo pallone, c'è il fallo? No, l'arbitro non ha giudicato la spinta così decisa e quindi ha lasciato correre. Può venire in avanti ancora il Conegliano con Paladin che cerca di rimanere in piedi sul campo un pochino. Bella questa azione di Paladin che spinge su Magli che va fino sul fondo, mette dentro questo pallone, poi di testa il Cavarzano la mette fuori e nulla di fatto. Può ripartire o può cercare di ripartire la formazione bellunese con Betz che dà qualche indicazione ai suoi per dove andare a posizionarsi per cercare di portare in avanti qualche palla. Ancora bravo, ma viene fermato da Poker che si mette in proprio, va da solo, non lo appoggia nessuno, deve purtroppo andare indietro e trovare il fallo. È stato fortunato perché ha trovato il fallo, però a sua discolpa non aveva nessuno che si era liberato e si era fatto vedere, e quindi difficoltà nel passaggio. Può giocare Quarzago, ancora a Poker, rientra Quarzago, si mette in proprio, va fino in fondo, no, si ferma prima, poi Sina che subentra, Sina 1 contro 1, poi dà un pallone interno anche interessante ma non ci arriva perché c'è Doria che spezza tutto, Doria che va sulla linea per trovare Urbanetto, anticipato nettamente dal suo diretto avversario Bortot che ha cominciato molto bene su Urbanetto, anche perché Urbanetto per il momento non ha ingranato e non ha toccato poi così tante palle. Solagna, Quarzago, rischio grossissimo di Quarzago, la palla stava per finire sui piedi di Urbanetto e da lì Urbanetto fa male. Ancora in avanti la formazione di Cavarzano con Fontana che è costretto però ad andare indietro da Solagna. Solagna il rinvio sulla metà campo, però ci sono solo maglie bianche. Urbanetto che la mette a terra dietro per per Faraon che prova a puntare l'uomo, ci riesce in un primo momento da indietro molto bene, rallenta il gioco il Conegliano, torna su Faccioni, prova a ripartire Doria con Faccioni che va indietro ancora, e allora Sommacal che va a trovare l'aiuto di Mosca, tutto di là. Paladin che è sceso a prendersi questo pallone, bravo Paladin, per Dassier, ancora Paladin, eccolo che va sulla sua fascia, nulla di fatto, bloccato dall'arrivo di un difensore della compagine del Cavarzano. La palla ha danzato sulla linea, c'era il guardialine che continuava a guardare il pallone, che non ne voleva sapere di uscire. Attenzione in avanti, ancora Band che viene messo a terra e l'arbitro vede gli estremi di un calcio di punizione.
secondo me è un po' regalato questa punizione. È stato molto bravo Band ad appoggiarsi e quando non ha trovato più l'appoggio si è lasciato andare e l'arbitro c'è caduto un pochino. Vediamo che cosa nasce da questa situazione, da questa punizione che la formazione bellunese va alla battuta con Betz sul pallone. Mi ricordo di Betz alcuni gol anche dalla lunga distanza, quindi facciamo attenzione. 17 minuti di gioco, vedi? Ho menato un po' Gramo, però se si conoscono gli uomini non bisogna dargli la possibilità. Betz si è inventato letteralmente questo gioco e saluta Betz perché veramente è un gol dei suoi, ne ha segnati parecchi in queste annate di gioco nelle varie squadre dove ha militato e vedete che l'ho detto prima, 18 minuti di gioco, Betz ha giocato come un ragazzino perché poi vedremo fin quando avrà il fiato per rimanere in partita e per rimanere su questi ritmi, però fino adesso non ha perso un pallone di testa, le spizzate sono state tutte sue, le palle messe a terra di petto anche, ha fatto girare la squadra e soprattutto gli è stato dato un po' troppo respiro, un po' troppo possibilità di giocare e non si fa e non si dà ad un uomo così. Però insomma il Conegliano ha chiuso ancora una volta tutti gli spazi e prova a ripartire come ha fatto in tutti questi 18 minuti di gioco, decretando insomma la supremazia. Qui l'arbitro lascia correre un fallo di mano di Faccioni e adesso c'era il fallo di Apocher e sta dando un po' a destra e a sinistra il contentino, le mette a terra. Urbanetto che si gira, beh direi di sì, che c'era il fallo, si sbracciava Andretta dalla sua postazione. Faccioni va indietro per Sommacal che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi va a pescare prima Faraon che va poi su Magli indietro, Kais va a terra, forse c'era il fallo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, è buona questa azione del Conegliano che però si perde ancora una volta sulla fascia sinistra del campo, purtroppo con una deviazione per la compagine in bianco. C'è colpito abbastanza duro, fa male sul ginocchio per Kais che sta ancora zoppicando, poi ritorna al suo posto in area, nulla di fatto, Urbanetto anticipato e arriva Betz che di tacco però serve un giocatore del Conegliano, poi il rinvio da parte del Cavarzano oltre la metà campo, mette a terra Mosca che la rilancia non precisamente, la rilancia in avanti a spezzare, a allontanare la pressione del Cavarzano. Mosca per Doria, fermato anche lui in due, adesso vanno al colpo di testa, un po' di confusione, palla gettata in avanti, la prende, la fa sua Band che la mette a terra e allora può provare a spingere ancora a Poker che è entrato bene nella partita. Betz che perde palla e si prende una botta da parte di Faccioni, ma nulla di grave perché è già in piedi Ivo Betz. Faccioni con le mani cerca un compagno libero, si fa vedere Urbanetto che stava per complicarsi la vita, poi è bravo a girare tutto dalla parte opposta e allora viene in avanti la palla, viene gettata in avanti la palla con Kais che però non riesce ad andare sul pallone perché controlla il difensore del Cavarzano. Intanto c'è anche un bellissimo arcobaleno che compare sul fondo del cielo nuvolosissimo e pieno di nubi minacciose, però c'è questo bellissimo arcobaleno che compare qui sul campo di Conegliano. In avanti ancora la formazione del Cavarzano che cerca di girarsi con Pradebon,
palla indietro per trovare ancora Pradebon che non vuole lanciare in avanti, va a trovare ancora il dialogo da Tergo con Apoker che viene chiamato a manovrare, quello sicuramente più interessante. C'è la prima munizione per Faraon che finisce sul taccuino del signor Zennaro. Faraon ammonito, è il primo. Malacarne sul pallone, vicino all'arbitro che sta ancora scrivendo il numero e il nome di Faraon sul suo cartellino giallo. E allora Malacarne è pronto alla battuta, vede sulla fascia Ivo Betz libero, poi si fa rispettare Ivo Betz e questa volta però l'arbitro vede un fallo dello stesso Betz e allora ha fischiato il fallo a favore del Conegliano con Doria che deve prendere in mano soprattutto lì a centrocampo come ci ha abituato la squadra. Sommacal, Rallo pronto al rinvio. Pallone che viene fatto correre dalla spizzata di Urbanetto, però Paladin non c'è arrivato. Il rinvio invece farraginoso e brutto di Apoker, una delle poche palle sbagliate fino adesso dal terzino sinistro del Cavarzano. Ancora Faraon, deve stare attento adesso Faraon perché è stato ammonito e quindi dovrà porre maggiore attenzione sugli scontri che andrà ad effettuare. In avanti il Conegliano che supera la metà campo ma poi trova un muro da parte del Cavarzano e allora è costretto a tornare indietro con Malacarne a cui si chiede di impostare o di lanciare, alza la testa, vede Paladin e poi va invece su Magli, però forse era meglio andare su Paladin. Palla che termina in fallo laterale e allora si riprenderà a giocare con Boso quando sono trascorsi 4, vediamo quanti minuti qui al nostro cronometro per quanto riguarda la gara. Il primo tempo qui al Narciso Soldan sono 24 minuti di gioco, risultato di 1-0 se vogliamo a sorpresa del Cavarzano perché il gioco lo ha tenuto in mano. C'è un altro ammonito intanto, Betz finisce sul taccuino dell'arbitro. Vi dicevo, sono stati 24 minuti, 23 minuti, una ventina di minuti diciamo di assoluto predominio del Conegliano, però poi il calcio è questo, un tentativo di ripartenza dove Sina si era fermato prima perché aveva trovato Rallo, poi la spizzata di Betz, il colpo giusto del giocatore appunto che è andato su punizione poi a colpire e a freddare la formazione di casa e quindi 1-0 per il Cavarzano. In avanti ancora la formazione di casa che però viene fermata dal colpo di testa di Boso che mette in fallo laterale con le mani il Conegliano tutto in avanti, spinge ancora, mette dentro il pallone però è Malacarne ad allontanarlo precipitosamente, palla che termina fuori. E allora andiamo a sorpresissima annuale, la Liventina Opitergina in vantaggio per 1-0 contro il Calvi. Quindi a questo punto Calvi Noale capolista perde, Conegliano seconda pareggia, perde, scusatemi, immaginiamo che la Godigese stia perdendo il tiro, ancora il colpo di Kais che non riesce in un possibile pallonetto a beffare Solagna sul primo tiro, sulla prima occasione Solagna aveva risposto con i pugni, Solagna pronto al rinvio oltre la metà campo, quindi arrivano dai campi qualche risultato piuttosto strano e piuttosto importante come quello appunto del Calvi che sta perdendo per il momento l'attuale capolista. Esce dalla panchina del Conegliano il secondo di Andretta, va a dare qualche consiglio, va a dare qualche nuova attenzione in avanti. È buona questa azione del Conegliano, poi il tocco decisivo che
che non fa arrivare la palla a Kais, il tocco decisivo di un difensore del Cavarzano che mette in angolo, e allora angolo che vede ancora la battuta di Paladin, arriva anche Mosca dentro, e allora attenzione, tutti dentro per trovare il prolungamento, nulla di fatto perché Solagna sul secondo palo va a prendersi questo pallone, è pronto al rinvio. Solagna la tiene lì giustamente, prova a rallentare il ritmo di gioco, prova a rallentare naturalmente tutto quello che può, lancio lungo oltre la metà campo, a prendersi il pallone, ancora il Conegliano, pieno e totale predominio del campo, però come diciamo spesse volte il possesso palla non ti fa vincere le partite molte volte. Solagna ancora pronto a rigiocarla, chiede ai suoi di salire e il rinvio c'è, lungo oltre la metà campo, in due, ma alla meglio Malacarne, tutto dalla parte opposta. Sina mette a terra, bene, Sina ancora, poi tutto dalla parte opposta, attenzione, mamma mia, pericolosissimo questo intervento di Magli che è andato però a spezzare le trame di gioco del Cavarzano, che si erano affidate un po' alla vai che vai, perché non c'era una linea di condotta esatta, ancora un colpo di testa, si lotta a metà campo, l'arbitro potrebbe anche intervenire, l'arbitro lascia giocare in questo caso, e allora dalla parte opposta per Quarzago che fa viaggiare Betz, attenzione, Betz va per le terre e c'è la punizione, chiede scusa Sommacal che lo aiuta ad alzarsi, e attenzione nuovamente a Betz, perché non siamo più sulla fascia destra ma siamo su quella sinistra, ma per Betz potrebbe anche essere indifferente, attenzione. Quarzago e Betz naturalmente, e ancora Betz a prendersi l'onere di andare alla battuta. Due uomini in barriera chiesti da Rallo che va tutto sull'altro palo, due uomini mi sembrano un po' pochini, però copre molto bene Rallo, e questa volta ha avuto ragione lui. Rallo pronto a rinviare, palla che esce dalle mani di Rallo e va su Magli, Paladin si gira bene, subisce il fallo, punizione, rimane a terra, speriamo nulla di problematico per lui, si rialza subito. Doria, Sommacal, Mosca, Faraon prova a mettersi in proprio, Faraon da solo, c'ha l'uomo sulla sua sinistra, lo vede, Paladin la mette dentro, pallone che sguscia in qualche maniera, arrivato a Kais, però la palla non si concretizza, e allora viene in avanti ancora Paladin che si accentra, Paladin non trova lo spiraglio della porta, cede per Doria, e anzi era Faraon, dall'illusione un po' del gol a quelli in tribuna come noi. Però la palla è passata vicinissima, nulla di fatto, e allora anche Darold ne approfitta per dare qualche indicazione a Luca Band che ritorna nella sua posizione. Adesso Betz di testa, c'è, palla che termina fuori, si gioca ancora con il Conegliano che deve concretizzare quello che per il momento ha fatto e ha avuto il predominio totale del gioco, però bisogna concretizzare. Doria in avanti, è buttata via questa palla perché né Magli né Faraon si erano accorti di questo lancio un po' a sorpresa di Mosca, che viene in avanti ancora con le mani. Adesso è buono, ha travolto il giocatore,
travolto il giocatore del Conegliano, l'arbitro dice che il fallo è avvenuto prima dell'entrata in area e quindi punizione pericolosissima, e quindi adesso occasione da sfruttare o quantomeno da cercare di sfruttare da parte dell'11 di Stefano Andretta, che deve provare a riportarsi in parità, riportare in match in parità e poi cercare naturalmente di andare a superare la formazione bellunese. Paladin sul pallone in area, groviglio di uomini, Paladin la mette sul primo palo sperando in una deviazione fortuita, niente di tutto questo, allora ci prova dalla seconda parte, sul secondo palo Faraon va al colpo di testa e allora Faraon che mette dentro il gol del pareggio su cross molto bello di Paladin. E allora la formazione di Conegliano rimette le cose in parità, le mette le cose in gioco nuovamente, si riapre la partita chiaramente e allora 1-1, 32esimo minuto di gioco, Faraon mette in fondo al sacco, nulla ha potuto fare Solagna, intelligente comunque è stato il cross di Paladin che nella prima esecuzione aveva provato a trovare un cross sul primo palo, nel secondo tentativo la messa lunga sul secondo palo e lì c'era la testa, appostato benissimo Faraon che di testa ha messo alle spalle dell'incolpevole Solagna. 33 minuti di gioco e allora situazione che ritorna in parità qui al comunale Narciso Soldan di Conegliano, 1-1, si rigioca e tutto da rigiocare, tutto da rivedere adesso con il Conegliano che ha finalmente concretizzato quelli che erano stati i suoi 33 minuti di gioco di supremazia netta in campo. Mette dentro ancora un altro bellissimo pallone, non ci arriva Urbanetto e allora tutto dalla parte opposta per Faraon, l'autore del gol. Paladin ancora, Paladin che va a riprendersi il pallone e poi lo gioca su Doria che va in mezzo e naturalmente smista a sinistra, ancora la mette a terra Magli per il numero 4 Dassier che gira dalla parte opposta, attenzione a Paladin che invita Faraon un po' a sorpresa e allora ancora Paladin, dovrebbe metterla dentro, provarci almeno, si concentra e mette dentro questo pallone per cercare Urbanetto oppure Kais, nulla di fatto, nessuno dei due, palla che termina sul fondo e allora 1-1 il risultato di parità per il momento qui al comunale Soldan di Conegliano, quindi risultato ancora di parità e se permane diciamo la sconfitta del Calvinoale per il momento, il Conegliano con un punto aggancia insomma la vetta subito, però poi i conti li facciamo alla fine. Doria, lancio lungo in avanti, ancora fermato, a metà campo prende il Cavarzano, prova a giocare, cercava di andarsene Magli, non raggiunge la palla, molto buono Pradebon che si libera di due uomini, poi a poker per Betz, a cui naturalmente puoi chiedere tutto ma non di questi scatti perché poi alla fine vanno a essere pagati. Paladin mette a terra elegantemente, poi si complica la vita, perde palla in mezzo a tre e allora il pallone su Quarzago che fa giocare e girare a poker, palla ancora dentro per Sina per Quarzago che l'appoggia per Betz nel groviglio di uomini, palla che esce, bravo Doria che va a pescare ottimamente, palla che termina fuori, Urbanetto che stava cercando di vedere cosa faceva questa sfera che poi è terminata in fallo laterale e allora a poker con le mani per cercare di mettersi in moto, di mettere in moto i suoi. A poker con le mani, pronto il rinvio per Betz che cerca di girarsi ma anticipato netto dal suo avversario, in questo caso da Marco Dassier. A poker Betz la fa girare bene, arriva di testa adesso Betz che la mette su Sina che si gira altrettanto bene, si prova ad andare da solo, ancora Quarzago, Sina
buono l'anticipo di Malacarne, scusatemi, buono l'anticipo di Sommacal che va a mettere in fallo laterale questo pallone, nulla di fatto con ancora Quarzago, palla tra le mani, cercherà il rilancio, cercherà la rimessa in gioco lunga, così è, attenzione perché si era posato sulle spalle decisamente l'uomo in marcatura di Betz, bisogna stare attenti in questo caso. Viene in avanti subito, replica immediata del Conegliano che mette bene per Kais che la mette ancora e stava cercando di trovare il suo compagno, ha voluto essere secondo me un centravanti lì, non può metterla dentro, deve andare al tiro, niente da fare. Kais non se l'è sentita di andare al tiro di prima intenzione, ha voluto essere gentile e buono con i suoi compagni, palla che però non è arrivata, guadagna un calcio d'angolo soltanto e allora sulla battuta, sulla bandierina ci va il Conegliano che la mette sul primo palo, la alza la gamba, la formazione. C'è un richiamo da parte di tutti i giocatori del Conegliano che avevano visto qualcosa in area, l'arbitro non è di questo avviso, lascia andare, poi c'è il fallo fischiato al giocatore del Conegliano, quindi nulla di fatto. Solagna potrà riprendere a giocare per il Cavarzano e potrà farlo con un rinvio naturalmente lungo oltre la metà campo, possibilmente per trovare la testa di Ivo Betz che si sta arrabbiando con i suoi perché vuole che stiano un attimino più stretti a centrocampo lì per dare l'opportunità di salire più in fretta possibile, perché altrimenti la ripartenza del Conegliano accoglie il Cavarzano ancora una volta ben scomposto. Viene in avanti ancora la formazione del Cavarzano con Quarzago che commette fallo appoggiandosi e tirando a terra Doria. Doria per Faccioni, in avanti Kais che aveva provato a trovare Faraon, almeno quella poteva essere l'intenzione, però non ci arriva. Palla che non arriva a Faccioni e allora nulla di fatto. Solagna che guarda i suoi, pronto il rinvio, questa volta con le mani a servire a Poker, marcato subito da Faraon, poi il rinvio in avanti per Sina che la mette a terra, si gira bene, buona la prestazione di Sina per il momento, a Poker che invece non riesce più a riprendersi questa palla perché è un buon lavoro fatto in azione difensiva appunto dal Conegliano che blocca tutto e fa ripartire Doria, ancora con palla tra i piedi, la cede a Sommacal, ancora per Doria. Palla ceduta nuovamente alla formazione di Conegliano. Cerca di andarsene Faraon, anticipato. Kais per Urbanetto fuori per Faraon che converge al centro, ancora Faraon, Urbanetto è costretto ad andare tutto dalla parte opposta per trovare Paladin, torna indietro, non poteva fare altro. Faccioni al tiro, bloccato. Conegliano sempre lì a spingere, sempre lì nella metacampo del Cavarzano, tutto dalla parte opposta per Magli che deve andare incontro al pallone altrimenti rischia, si è fatto anche male. Kais si gira, in primo momento prova a girarsi dalla destra, poi ha voluto girarsi a sinistra, nulla di fatto, bloccato dal difensore, montava guardia su di lui. Sempre il risultato di 1-1 qui al Comunale di Conegliano tra Conegliano e Cavarzano, 40 minuti di gioco, 5 al riposo più eventuale recupero se ci sarà, anche se penso che mi pare che si sia perso pochissimo o nulla.
A poker. Sina, anticipato. A poker, con le mani, cerca un compagno libero, lo trova vicino a sé per Quarzago, cerca di passare, non passa, Quarzago ancora, buona, può tenerla, palla che viene un fallo su Pradebon, e allora c'è la punizione che il Cavarzano si appresta a mettere in area con la massima attenzione per la testa e la deviazione volante di Betz. Attenzione, quindi Malacarne che la metterà lunga sul secondo palo, immagino, perché mi pare di vedere Betz giù in fondo, quindi Malacarne, sono tre uomini chiaramente che adesso si sposteranno al fischio dell'arbitro. Entra dentro il movimento del Cavarzano parzialmente riuscito, e parzialmente riuscita anche la ripartenza del Conegliano, che subisce il ritorno del compagine bellunese, che va a guadagnarsi con, mi pare, Quarzago, un fallo, e potrà ancora usufruire di una punizione. Intanto Betz in mezzo all'area sta dialogando con i suoi, perché vorrebbe, immagino, più palle buttate in mezzo all'area per avere qualche occasione in più. Vediamo che cosa nasce con Sina. Penso alla battuta, e poi lascia palla per il solito Malacarne, e allora sarà Malacarne a battere. Due uomini chiesti in barriera da Rallo, se ne va Doria. Malacarne è pronto alla battuta, mette dentro, è buona, però è altrettanto buono il colpo di testa di Kais in azione difensiva, il tentativo di sforbiciata volante di Sina che va a colpire un avversario, e quindi palla per il calcio d'angolo, ed è ancora Malacarne, Simone Malacarne, classe 89, uno degli esperti della formazione del Cavarzano, alla battuta con questo pallone sul primo palo. Aveva cercato il tentativo della deviazione di testa da parte di un giocatore del Cavarzano, non riuscita. Sina va in pressing altissimo su Paladin, ed è costretto poi Mosca a rinviare lunghissimo in avanti. Doria la mette a terra, può provare a giocare, si distende bene il Conegliano. Il Conegliano è devastante quando riesce appunto ad andare da destra a sinistra e a spaziare con questi lanci da una parte all'altra di Doria, che riesce a far giocare i suoi. In avanti ancora Faccioni che spinge, poi controlla bene la difesa del Cavarzano, che riesce a venirne fuori con Quarzago e poi con Sina che vede andare Band anticipato, ancora Sina, c'è il fallo, sì, c'è il fallo di un uomo del Conegliano in mezzo al campo a fermare un tentativo di ripartenza. Si dispera Fontana in mezzo al campo contro l'arbitro, forse perché voleva il vantaggio, ma non lo so. È un po' velleitario questo tiro del numero 8, mi pare Quarzago, che aveva visto fuori dai pali Rallo, e allora ci ha tentato, dice guai mai che faccia il gol della domenica, io ci provo, però la palla è andata altissima e lontanissima. 1-1 il risultato dopo 45 minuti di gioco qui al Narciso Soldán di Conegliano. Linea alla regia.
Buon pomeriggio, nuovamente collegati con lo stadio comunale Narciso Soldan di Conegliano per il secondo tempo che sta per iniziare per quanto riguarda la gara Conegliano-Cavarzano. Il risultato è fermo sull'1-1 dopo che il Cavarzano un po' a sorpresa aveva trovato il vantaggio con una punizione stupenda di Betz e poi il pareggio è arrivato dai piedi, intanto parte la gara, parte il secondo tempo, arrivato dai piedi di Faraon che ha rimesso tutte le cose in parità e quindi si ricomincia adesso dall'1-1 dei primi 45 minuti di gioco con un predominio, come abbiamo sottolineato, un predominio netto totale del Conegliano, però poi quando si è trattato di affondare, chi ha affondato con una punizione è stato il Cavarzano e poi per rimediare al tutto ci sono voluti un po' di minuti e un po' di tentativi sotto porta per mettere alle spalle di Solagna il gol del pareggio. È un 1-1 per il momento che chiaramente potrebbe soddisfare il Cavarzano, ma non accontenterebbe, non soddisferebbe certamente, lo immaginiamo, Andretta e il Conegliano, il tutto l'ambiente. Bravo Paladin che gira dalla parte opposta perché arriva Magli a sostegno, allora ci prova Magli, mette dentro questo pallone, poi il colpo di testa butta fuori la sfera riconquistata da Doria. Paladin, Doria, Mosca, Faraon, toccata malissimo questa palla, costringe Mosca ad un brutto rinvio che va sui piedi di un giocatore del Cavarzano, poi Mosca è anche bravo a non dire nulla a Faraon, anzi è lo stesso Faraon, sì, ci sono un po' di gioventù che chiede scusa appunto all'esperienza e quindi Faraon ha chiesto scusa adesso sul passaggio sbagliato e quindi si riprende a giocare. Il colpo di testa ancora perentorio della difesa del Conegliano, può ripartire, può provare quantomeno, ma Faraon si incarta lì e allora Doria ci prova dalla parte opposta a spingere su Magli che voleva la fascia, si arrabbia con se stesso, palla che termina fuori. Rimessa lunga con le mani. Doria che conquista palla sulla fascia. Tutto di là. Il Conegliano quando può allungarsi e quando può girare da una parte all'altra del campo è pericolosissimo. Lo fa sugli spazi mettendo in difficoltà gli avversari. Non trovando questo modo di giocare, trova chiaramente un muro piazzato dal Cavarzano che fino adesso ha sbagliato poco e quindi il risultato per il momento è sull'1-1 come abbiamo raccontato. Manovra il Cavarzano che va indietro per trovare e per provare a tirar fuori dal guscio in questo caso il Conegliano. Kais che di testa spizza, palla che rimane lì e allora dietro per Boso che va al rinvio lungo. Qui non c'è secondo me assolutamente nulla perché era lo stesso Boso che aveva cercato di andare anche un pochino violentemente contro il giocatore del Conegliano. Ad avere la peggio è stato Boso che è ancora a terra, tutto a posto però mi pare, quindi si rialza. Rimessa in gioco normale per Boso, fischia l'arbitro, il signor Zennaro della sezione di Mestre che ha arbitrato bene, senza grossi problemi e patemi d'animo, devo essere sincero. Adesso a terra ancora un uomo del Cavarzano, ginocchio colpito, ma ci auguriamo che non sia nulla di grave per Band. È andato in scivolata quando non accorreva e veramente non occorreva, bastava andarsi a prendere questa palla. C'è un uomo a terra, c'è Band a terra, quindi
Adesso c'è Mosca che va a perorare la causa del Conegliano, in questo caso parlando anche con il tecnico ospite, mi pare. A terra Band. Intanto riscaldamento per le due panchine, le prime mosse che vedremo chi le effettuerà. Band stava decisamente meglio prima, sta zoppicando notevolmente Band. Vediamo se l'acqua e lo spray magico fanno il loro dovere. Vediamo se lo rimettono in piedi Band oppure se sarà costretto a chiamare e a dare forfait alla gara. Ancora in avanti il pallone con un rimbalzo che mi pare tutto a posto, mi pare che Band possa riprendere il suo posto. Paladin lo gioca in rovesciata, poi palla che va sui piedi di Malacarne che la mette fuori a fermare l'attacco dei bianchi, ma palla ancora fermata da Malacarne, ancora fuori il pallone. Doria sventagliata tutto dalla parte opposta, un po' brutta questa palla su cui Magli, anzi su cui Faccioni si fa sorprendere. A terra ancora un giocatore del Cavarzano, questa volta è la volta di Quarzago, mentre Band potrebbe rientrare perché chiede di rientrare all'arbitro che però non l'ha visto ancora. Vediamo. Lo ha visto adesso, lo fa rientrare. Zoppica ancora Band, però prende il suo posto, tiene il suo posto, palla persa dal Cavarzano e allora Paladin che prova a velocizzare i suoi. In avanti vengono ancora quelli del Conegliano con Urbanetto che si è visto poco perché effettivamente ha avuto poche palle da giocare. Cambio. Esce Band, esce il numero 11 ed entra il numero 19, è Fiabane. Cavazzano sostituisce il numero 11 Luca Band con il numero 19 Francesco Fiabane. Sostituzione che cambia di poco, quasi nulla, insomma, per i ruoli delle... Mette dentro questo pallone Kais, colpo di testa in calcio d'angolo. Il Conegliano sta decisamente spingendo adesso con Paladin che va alla battuta di un altro calcio d'angolo. Si avvicina Urbanetto e sarà lo stesso Urbanetto alla battuta. Allora, Urbanetto alla battuta, dentro ci sono 4, 5, 6 uomini, poco fuori Magli, palla sul secondo palo che stava per beffare Solagna, che è riuscito a smanacciare il pallone e a metterlo tutto dalla parte opposta e andare a regalare, per così dire, un calcio d'angolo al Conegliano con Paladin alla battuta. Il Porto Mansuè in casa sotto dal Borgo Ricco per 1-0, altro risultato un po' a sorpresa questo, se vogliamo. Palla rinviata altissima e malissimo da parte del Cavarzano. Adesso sono alcuni minuti di gioco veramente molto brutto. L'arbitro ha capito che deve spezzarlo un pochino perché altrimenti sfugge di mano. A poker. La lascia correre. Solagna pronto a rinviare. Brutta fase di gioco
con le due squadre che adesso forse sono pronti i cambi per il Conegliano, doppio cambio per il Conegliano. Mi pare di vedere Perosin, sì, e il numero 17 Floris, quindi cambia qualcosa in mezzo. Sicuramente o esce Doria ancora, perché no. Allora, Faccioni ed entra Floris al suo posto. Poi vediamo. Entra con la maschera Floris, mentre esce Faraon, mi pare. E allora, Faraon esce ed entra il numero 16. Faraon tra l'altro era già stato ammonito, quindi ha preferito non rischiare. Il numero 2 Riccardo Faccioni e il numero 7 Giuseppe Faraon, con i numeri 16 Manuel Perosini e il numero 17 Alessio Floris. E allora vediamo il ritorno in campo anche di Perosin, che sta riprendendosi dopo un infortunio che lo aveva fermato. Viene in avanti il Cavarzano, attenzione, tutto dalla parte opposta, un po' libero, prova il pallone, un tiro a giro di Pradebon che invece termina altissimo, nulla di fatto. Peccato, era una buona azione questa del Cavarzano, ma deve stare attento il Conegliano a non lasciare tutto questo spazio agli uomini davanti. Kais perde il pallone, poi il fallo. Adesso è una partita che sta scadendo un pochino, perché ci sono parecchi interventi al limite. Deve essere attento l'arbitro a non farsi scappare la gara di mano. È rimasto a terra il numero 4 Malacarne, che fortunatamente per lui si rialza. Allora vediamo con i cambi che cosa ha sortito in casa Conegliano. Ha cambiato, venendo fuori Faraon, precedentemente ammonito, e inserendo Perosin in fase ancora di recupero fisico, quindi minutaggio per lui. E poi il 17 Floris, insomma qui cambia poco, Floris, tra Floris e Faccioni, insomma c'è un cambio sulla linea, mette dentro questa palla, attenzione a Betz, palla che viene tirata fuori, allontanata, poi tutto salito il Conegliano, eccolo che riparte con Paladin che mette a terra il pallone, dovrebbe andare tutto dalla parte opposta perché gliela chiama Kais, ma è brutto questo lancio perché non era buono, aveva cercato di metterlo a terra, di addomesticarlo Kais, ma non c'è riuscito, nulla di fatto, e allora fuori ancora il pallone da giocare con questo gioco sulla fascia. A terra ancora, protesta il pubblico di Fede Cavarzano che non crede può giocare ancora, con Malacarne che va a prendersi il pallone ed è pronto al lancio lungo, mentre dopo l'arcobaleno e le nubi sono sparite per il momento, su Conegliano un bellissimo sole, un bellissimo cielo. Manca soltanto il gol del vantaggio del Conegliano per dare la giornata bella, insomma, per i tifosi che sono arrivati qui al Ciso Soldani. Ancora un fallo. Ancora un fallo. Minuti non belli questi di gioco che stiamo osservando. È chiaro che il Cavarzano si sta difendendo. Adesso mette dentro questa palla sul primo palo, gliela gettano fuori. Chiaro che deve provare a portare a casa un punto che è importantissimo per il Cavarzano, mentre qualcosina insomma da reclamare ce l'avrebbe il Conegliano se rimanesse sull'1-1. Con le mani mette dentro questa palla, prova a girarsi, Betz aereo, mette dentro, rovesciata, attenzione, guardate dove è finito quel pallone, che non so quanto voleva fare questo Betz, però è riuscito a girare questa palla e a mettere ancora in apprensione Rallo e la difesa del Conegliano. Non devono permettere questo.
Ancora un calcio d'angolo battuto dal Cavarzano che è lì sul primo palo, c'è il tentativo di girata di testa complicatissima, non riesce, palla che termina fuori e allora nulla di fatto, sempre sul punteggio di 1-1 qui al Comunale Soldan, con Perosin che prova a partire dal basso insieme a Doria. Perosin, lancio lungo, poi costretto a buttare via questo pallone, non è da lui, però non c'era spazio per fare altre cose. Prova a sistemare la squadra Perosin in mezzo al campo come un vigile a destra e a sinistra, ha alzato le mani. In pressing alto, tentativo, c'è un fallo di mano da parte di Malacarne, visto dall'arbitro, ferma il gioco. Perosin per Paladin, indietro per Mosca, che va su Sommacal. Adesso ci saranno 2 cambi per la formazione del Cavarzano. L'arbitro lascia correre. Fischia adesso e permette così il cambio. Allora entrano il numero 13 e 18, entrano il numero 13 Raffaele Panatta e il numero 18 Tommaso Solagna per Boso, e il suo posto lo prende Solagna. E poi vediamo il secondo in uscita è Sina. Entra il numero 13 che è Panatta, Raffaele Panatta. Un po' a sorpresa questo cambio di Sina, perché mi era piaciuto. I numeri 2 Gianluca Boso e il numero 10 Alessandro Sina, con i numeri 13 Raffaele Panatta e il numero 18 Tommaso Solagna. Tra l'altro Sina è un 2005, poi Panatta è un 2004, quindi Solagna è un 97 invece. Quindi diciamo che ha cambiato i giovani. E non è decisamente un buon momento di gioco. L'arbitro è stato costretto a fischiare molto per frenare i tanti falli che hanno commesso in questi minuti di gioco del secondo tempo, dove si è visto veramente poco. Si sono visti tanti falli e si sono sentite tante urla da parte dei giocatori che finiscono a terra. 18 minuti di gioco e il Conegliano deve provare a prendere nuovamente in mano la gara. C'è un altro cambio. Allora entra Uanello ed uscirà Kais, presumo. Presumo di sì. Perché è brasileiro. Quindi Uanello pronto ad entrare in campo, come vi dicevo, probabilmente potrebbe lasciargli spazio Kais. Vedremo. Paladin che punta l'uomo, Paladin che va verso il centro, Paladin che salta un paio di uomini, poi si complica la vita, riesce in qualche maniera a darla ad Urbanetto che la mette dentro il colpo cercato ma non riuscito e non trovato da parte degli attaccanti del Conegliano. Allora rinvio lungo a spezzare, a rinviare, a respirare da parte del Cavarzano e allora ecco il cambio. Se ne va, no, Mosca è venuto a prendersi il pallone, se ne va l'8, lascia il campo Doria. Sì, allora fuori Doria e dentro Uanello. Allora Uanello è il numero 13. Il Conegliano sostituisce il numero 8 Luca Doria con
il numero 13 Gusti Gennaro Buonello. E allora con le mani il rinvio di Mosca per provare a trovare, l'ha trovato anche Urbanetto che aveva cercato il colpo di tacco, riuscito tra l'altro, Betz che va a terra, adesso un po' di confusione, talmente arruffone in questo momento il gioco che veramente poca cosa o nulla. Ancora Panatta che va a pescare il nuovo entrato Solagna, tutto indietro e poi in avanti per pescare e trovare Betz, ma non lo si trova adesso con la costanza di prima, invece nel primo tempo molto ben servito, tra l'altro Betz, attenzione, viene in avanti ancora il Conegliano che prova ad uscire dalla propria metà campo, lo fa adesso, poi ritorna indietro, gioca sulla fascia. È tutto chiuso perché il Cavarzano ha ulteriormente chiuso e stretto ammonito. Ammonito il giocatore della formazione del Cavarzano. È il numero 6 mi pare, sì. Dovrebbe essere Bortot. È Bortot ammonito. Finisce sul taccuino del signor Zennaro della sezione di Mestre, che ha dovuto farsi sentire maggiormente in questa seconda frazione di gioco. Perosin che lascia lì il pallone. Mette il pallone, vediamo, lo butta dentro, il tentativo di prima intenzione di sorprendere Solagna. Solagna è molto attento e quindi nulla di fatto per lui. È pronto il rinvio lungo oltre la metà campo abbondantemente con il colpo di testa da parte di Magli. Poi tutto ancora sulla rimessa in gioco con le mani da parte della compagine del Cavarzano. Numero 18 Solagna in mezzo a due uomini del Conegliano guadagna un'altra rimessa in gioco. Sembrano fasi più di rugby, in questo caso porta avanti un po' i metri. Poco, vedete, la palla termina spessissimo in fallo laterale. Si è giocato poco in questi 18 minuti di gioco. Vediamo se ci pensa Paladin adesso a dare una svegliata ai suoi, con Magli con le mani. Arriva Perosin, Paladin mette a terra, va su Mosca, poi su Sommacal che alza la testa. Ancora Perosin, Perosin converge, Perosin torna indietro per Mosca, ancora lancio lungo a pescare Kais, ma non c'è. Non è arrivato il pallone nelle vicinanze di Kais, che ha dovuto lasciarlo andare, nulla di fatto. Solagna che rallenta ulteriormente il gioco. È un Favaro Spinea 0-1 con lo Spinea che va in vantaggio appunto sulla ultima della classe, sulla penultima della classe sul Favaro. Si lotta strenuamente in campo tra il numero 3 Magli e il numero 13 Panatta. L'arbitro lascia correre, lascia che si arrangino, come si suol dire, ma effettivamente 18 minuti, una ventina di minuti veramente brutti di questo secondo tempo, dove non si è visto assolutamente nulla. Panatta con le mani. È rimessa in gioco per il Conegliano. Può spingere in avanti il Conegliano ancora, deve farlo con insistenza per provare a sbloccare il risultato e riportarsi in vantaggio.
Kais, Paladin se ne va, arriva Kais da Tergo, niente da fare, bloccato da Pradebon che può ripartire, attenzione alle ripartenze del Cavarzano, Mosca che chiude, bravo, e fallo subito dal numero 18 Solagna. Bravo Mosca comunque a mettersi in mezzo e quindi a mettersi davanti e farsi travolgere dal suo avversario. Vediamo se ci prova da questa parte, viene meglio, mi pare proprio di no. Nulla di fatto, può ripartire il Cavarzano e allora viene in avanti ancora la formazione bellunese di Darold che prova a puntare con il numero 8 Quarzago che va indietro tutto da Malacarne, anticipato da Kais in fase di difesa, poi ci si mette anche Paladin, bravo, si mette, va da solo, poi la palla la persa perché non l'ha data di prima intenzione sull'uomo che arrivava dalla fascia destra del campo, come suggeriva anche il pubblico qui al Soldan. Solagna cerca di girarsi, non trova spazio, allora va indietro su Panatta per Fontana, tutto dalla parte opposta per Bortot, e allora si riparte da Boso che spinge in avanti, porta avanti i suoi, Betz. 25 partita maschi, qua con gli anni si gioca poco. E allora Solagna ancora, Solagna alza la testa, poi Quarzago che concentra, attenzione a questa palla con il Rallo che mette fuori il pallone fuori dall'area, attenzione, rischiosissima questa azione perché veramente ha rischiato forte il Conegliano, non deve permettere di queste ripartenze o di questi lanci improvvisi perché altrimenti si complica la vita. In avanti ancora Mosca che perde palla e allora può ripartire ancora Malacarne che cerca l'appoggio ma non c'è nessuno che si fa vedere per poterlo servire e allora va a parlare con il 13 Panatta, viene a prendersi il pallone ancora in avanti con Quarzago punta all'uomo, 1, 2, ne salta, il terzo non lo salta, lo mette a terra e guadagna, si fa per dire la punizione o meglio l'ammonizione. Quarzago ammonito, è un momento veramente di gioco brutto per quanto riguarda quello visto qui al Narciso Soldan da entrambe le formazioni, nulla da dire perché il Conegliano non riesce a fare il suo gioco, il Cavarzano glielo spezza e glielo rompe, si è bloccato, sono le due linee, quelle difensive e quella del centrocampo strettissimo, non si passa e quindi ci sono grosse difficoltà per la formazione di Stefano Andretta per cercare di portarsi in vantaggio e di guadagnare i 3 punti della domenica. Viene messo dentro questo pallone, poi la palla viene calciata fuori e allora il guardialine dalla parte opposta, il signor Elia Bettello della sezione di San Donà di Piave, va a segnalare che c'è la rimessa in gioco con questo pallone che è ancora lì, ancora a favore del Conegliano. C'è sempre Urbanetto sul pallone, mi pare, no, non è Urbanetto, va Mosca alla battuta, Mosca, eccolo qui, allora rimessa lunga per Mosca che la mette dentro, nulla di fatto, il colpo di testa da parte del Cavarzano, mette fuori il pallone, riguadagna e prova la ripartenza, attenzione alla ripartenza con Solagna che cerca di andarsene, viene atterrato e c'è il cartellino giallo per il numero 17 per Floris, c'è l'ammonizione anche per lui. L'arbitro ha dovuto estrarre cartellini per frenare il gioco perché è stato fatto veramente un po' di tutto, tanti falli, tanti gioco spezzato, gioco brutto da vedere in questi minuti nel secondo tempo. Deve cercare di mettere un po' di luce da parte dei suoi uomini migliori, cioè da parte di Perosin, da parte di Paladin, deve trovare l'apertura, però è facile farlo da qua perché se avete modo di guardare, attenzione, le linee sono veramente chiusissime. C'è il Vittorio che è sotto di 2-0 con la Godigese al Barison di Vittorio Veneto, quindi Godigese che fa il suo compitino, va in vantaggio per 2-0 e al momento, se i risultati sono questi, Godigese va in testa alla classifica con 43 punti.
Fuori il pallone. Non è facile per il Conegliano riprendere a giocare perché non ci sono varchi, è tutto chiuso e dobbiamo dire che il Cavarzano non ha nemmeno poi più di tanto sofferto, è riuscita a chiudersi lì e non dare spazi, che era la cosa forse che aveva chiesto Daroldi, insomma, fin dall'inizio. Portiamo a casa questo punto. Può manovrare ancora, buono, Perosin che lancia fuori con le mani Panatta che va a pescare Solagna, anticipato, poi fallaccio di Solagna. Solagna ammonito, l'ennesimo. Solagna Tommaso ammonito. Attenzione perché qualcuno qui rischia il rosso se continuiamo così, rischia il rosso perché ha dovuto spezzettare il gioco il signor Zennaro della sezione di Mestre, ha dovuto spezzarlo per non farsi scappare la partita di mano e quindi attenzione. Mosca, palla che riesce a tenere in campo, poi Kais che cercava di andarsene è stato anticipato, ancora Mosca che prova a giocarla in mezzo, ci riesce, però rallenta il gioco, attenzione con il pallone che viene riconquistato adesso sulla metacampo viene a servire Paladin. Paladin da questa parte, quindi in attesa del pallone che arrivi. Riprende il pallone ancora, lo mette giù, deve metterlo dentro adesso, era buono il traversone, però non c'è nessuno che arrivi per il tap-in decisivo e allora Paladin si impegna per riprenderlo, Perosin che spinge Magli che la mette dentro, molto bene, la rovesciata, molto molto bella al volo del numero 11 Urbanetto che termina fuori di pochissimo e c'è un altro cambio nelle file del Conegliano, entra il numero 15 ed esce Kais adesso. Allora entra il numero 15 Masok e al posto di Kais, quindi adesso andiamo ugualmente a rinforzare un po' il centrocampo con Masok che è andato a dire a Sommacal dove va a posizionarsi, dove va a mettersi. Il Conegliano sostituisce il numero 9 Davide Kais con il numero 15 Yari Masok. Magli, rinvio di Magli, tutto dalla parte opposta per cercare di favorire e ci riesce in questo caso il lancio dalla parte opposta per il numero 15, anzi era il 14 Granziera, no. Sulla fascia si sta giocando. Un po' di confusione ancora. Indietro questo pallone. Pressing alto, l'arbitro che dà la rimessa in gioco ai giallo-blu in questo caso. Giorgione Eclisse, un 5-2 per l'Eclisse, quindi il Giorgione che, come dicevo prima, sembra aver veramente tirato i remi in barca. Betz indietro, pallone ancora, volevano lanciarlo in area, non ci riescono. È un bruttissimo secondo tempo, nulla da dire. Indietro, Paladin prima, poi avanti ancora con la possibilità di manovrare e di portarsi in area di rigore del Cavarzano, saltato anche Betz. Si torna indietro, la palla che non arriva da nessuna parte, fallo e nuovo fischio dell'arbitro ancora. Si riprenderà a giocare con una punizione a favore del Cavarzano che stringe ancora le maglie.
strettissimi, non ci sono spazi, va a prendersi palla Rallo, è pronto per il rinvio, lo vuole a terra e allora in avanti c'è pronto anche un altro cambio per il Conegliano intanto, che dovrebbe arrivare tra poco. Palla buttata via e persa, deve riconquistare al più presto la posizione in campo il Conegliano. Viene in avanti ancora il numero 13 Panatta che spinge sul 19, attenzione a questo tiro che è arrivato improvviso, De Marchi che è andato al tiro. Viene in avanti il Conegliano, buono, se non si alza la bandierina adesso c'è un fallo ed è il fallo fischiato proprio ai limiti, non era dentro in area, dice l'arbitro, e quindi si batterà una punizione proprio dal limite. E attenzione, adesso bisogna sfruttare al massimo questa punizione, bisogna sfruttarla al meglio, perché il momento è giusto per provarci, naturalmente. Allora vediamo quello che succede qui al Soldan di Conegliano al 36esimo minuto di gioco, con punizione da sfruttare decisamente al meglio da parte degli uomini di Stefano Andretta. Panchina tutta in piedi del Conegliano, pronta a gustarsi questa punizione. Sul pallone tanti giocatori, vedremo chi sarà l'incaricato, chi andrà al tiro. Perosin, Masoc, Paladin, sembra Paladin. Tutto il Cavarzano in difesa, tutto il Cavarzano dentro l'area di rigore della propria area. Il Conegliano fa vedere che vuole far arretrare la posizione di un giocatore del Cavarzano, non si muovono, si perde un sacco di tempo. Vediamo questa punizione che è importantissima per la compagine di casa, che potrebbe riaprire i giochi. Andretta parla con il guardialine polemicamente e allora sembra proprio Paladin l'interessato al tiro. Paladin no, la lascia e va al tiro per Urbanetto, che si schianta contro la barriera, poi Paladin la rimette dentro subito senza pensarci due volte, palla che non riesce ad essere controllata da nessuno. Perosin va al tiro, c'è un calcio d'angolo trovato con un po' di fortuna da parte del Conegliano. Allora tutti ancora nell'area di rigore del Cavarzano, tutto il Cavarzano, tutti gli 11 giocatori sono lì. Non c'è più nessuno, per il Conegliano addirittura Rallo è oltre la propria metà campo, quindi alla battuta Perosin, vediamo Perosin che mette dentro questo pallone, si allontana Paladin, Perosin sul secondo palo, vanno per le terre un paio di giocatori, però hanno la meglio quelli del Cavarzano con Panatta che mette fuori il pallone, si va tutto dalla parte opposta, può respirare la difesa del Cavarzano. Ancora a spingere il Conegliano, perde palla il Conegliano e allora viene in avanti ancora con Ivo Betz, fermato e atterrato. L'arbitro dice che si può proseguire e allora viene in avanti ancora Mosca, perde palla anche lui. Riparte Ivo Betz a terra, intanto tunnel dalla parte opposta, si rialza Ivo Betz, prende pallone ancora, lo tiene, lo gioca, lo vuol provare a far smistare dalla parte opposta del campo, non ci riesce e allora tornano indietro quelli del Cavarzano che rischiano, vanno da Solagna, il rinvio con il pallone che si alza tantissimo in aria, pallone che viene recuperato, uomo a terra del Cavarzano che rimane lì. Può giocare il Conegliano, Paladin che mette dentro questo pallone, Paladin 1 contro 1, va sul fondo, stava per complicarsi ulteriormente la vita, c'è un pallone
Allora c'è a terra un uomo, ci auguriamo che non sia nulla di grave perché stanno chiamando il massaggiatore. E allora vediamo, stanno richiamando Ivo Betts dalla panchina, ma che non sente voce dalla panchina Ivo Betts. Non so se vogliono tirarlo fuori, se vogliono cambiarlo o cosa, oppure se solo per farlo stare calmo e tranquillo. Intanto rimane a terra ancora l'uomo del Cavarzano e fortunatamente non mi pare nulla di grave, quindi è Solagna? È Solagna a terra, adesso c'è un po' di confusione in mezzo all'area di rigore del Cavarzano. Ho detto in precedenza, bisogna stare attenti perché qui un rosso prima o dopo ci scappa, perché è l'unica soluzione per l'arbitro per tenere ancora questa partita in mano, altrimenti ragazzi miei, tra l'altro abbiamo visto un secondo tempo veramente brutto, 41 minuti di gioco, sono 4 minuti di sofferenza per il Conegliano che vorrebbe riaprire la gara, vorrebbe portarsi in vantaggio, vorrebbe prendersi questi 3 punti, mentre 4 minuti di sofferenza per il Cavarzano che cerca naturalmente di portarsi a casa un punto importantissimo, fuori Magli, dentro il numero 14, quindi fuori Magli e dentro Granziera. Va ad alzare, per così dire, se fossimo nella pallavolo diremmo che alza il muro, in questo caso alza un po' l'altezza tra Magli e Granziera, butta dentro nella mischia, butta dentro in the box, come si suol dire, anche il numero 14 Granziera per cercare la deviazione di testa su questo calcio d'angolo che arriva al 42esimo minuto di gioco. Poi ci saranno, secondo me, più di 5 minuti da recuperare, sicuramente 4 cambi più tutto il tempo perso. Attenzione a Perosin la mette dentro, colpo di testa ancora del Cavarzano che butta fuori, c'è soltanto uomini in bianca, in maglia bianca, poi Perosin che cerca il colpo di tacco, non riuscito. Partita nervosissima nel secondo tempo, partita nervosissima e bruttissima. Andretta che chiama alla calma i suoi. È facile da dire in campo. Guardate come sono messi, come sono disposti. Mette dentro questo pallone più con la forza della disperazione per trovare ancora Solagna che con il colpo di tacco va a servire il suo compagno. Poi si scontrano i due addirittura e c'è il tentativo di girarsi. Attenzione a non commettere fallo e a non... Mette dentro una palla che è conquistata ancora dalla difesa del Conegliano che però rallenta e allora Rallo deve per forza velocizzare buttandola in avanti, però favorisce ancora la ripresa e la ripartenza prima del Cavarzano e adesso con Perosin e con Urbanetto dalla parte opposta per quanto riguarda il Conegliano, bloccato lì, non riesce ad andarsene Guanello, perde palla e commette anche fallo. Peccato perché... Allora vediamo poi, c'era un'altra sostituzione nelle file del Cavarzano, sta per entrare il numero 20 Sommariva, Silvano Sommariva, classe 2000, vediamo chi va a prendere il posto di Betts, Direi che il suo lavoro lo ha fatto Ivo Betts, a 1980. La classe 1980 esce tra gli applausi del pubblico perché, signori miei, insomma, Cavarzano lì davanti ha un numero 9 che si è fatto sentire anche oggi. Entra Sommariva, numero 20, va a prendere posizione, non cambia nulla nelle posizioni appunto dei due giocatori. Lancio lungo di Solagna, lancio lunghissimo di Solagna, mette quasi in area, c'è il colpo di testa da parte della formazione di casa che prova un altro attacco verso l'area del Cavarzano.
che è zeppa di uomini ed è tutta chiusa. Adesso costringe il difensore a gettare in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa in gioco da parte dei uomini in maglia bianca e avevo ragione, 5 minuti, ma sono anche di più secondo me. Vediamo se ho visto giusto, 5 o 6. Il tiro al volo di 6 minuti. 6 minuti. 6 minuti da recuperare, 6 minuti da giocare ancora e quindi andiamo avanti. 6 minuti di recupero. Si giocherà fino al 51esimo minuto di gioco nel secondo tempo. L'arbitro ha ancora qualcosa da dire ai giocatori in mezzo al campo. Una partita che per non farsela scappare ha dovuto spezzettare il più possibile e combinare cartellini gialli a destra e a sinistra. Mette la spizzata ancora, se ne va Sommariva, appena entrato guadagna il fallo perché si appende alla maglia Sommacal. Ancora la battuta con il numero 4 Malacarne che se ne incaricherà. Malacarne alla battuta. Malacarne che la mette dentro, Rallo che esce di pugno, molto bene, travolge Mosca, ma è questo che deve fare un portiere. Rallo ha travolto il suo difensore, ma nessun problema, adesso qui va a prendersi il pallone Paladin, su cui entra molto duro un giocatore del Cavarzano. Nel secondo tempo una formazione, allora viene in avanti ancora con Paladin che cerca di saltare l'uomo, non ci riesce di prima intenzione, ancora Paladin che cerca di girarsi, poi tutto dalla parte opposta ma nulla di fatto, e allora pare Peresin a prendersi questa palla in mezzo al campo, però c'è un fallo da parte del Conegliano e allora nulla di fatto con un uomo a terra del Cavarzano ancora. E allora c'è sospensione e quindi si giocherà sicuramente oltre il sesto minuto di gioco. Se c'era piaciuta la prima parte di gara, questa seconda frazione di gara con tutti questi falli, con tutte queste interruzioni, ci è veramente piaciuta poco o niente. Entra il numero 14 Marchiori intanto al posto di un altro giocatore, mentre Mosca sta continuando a parlare con il guardialine Stefano Iu della sezione di Treviso, che nulla può a questo punto, perché non so perché Mosca se la stia prendendo con il guardialine, forse per velocizzare. Adesso sta andando a dirglielo lui stesso all'arbitro. Vediamo, esce il numero 14, esce il numero 7 Pradebon, entra il numero 14, esce tra gli applausi del pubblico di casa Cavarzano con palla che dovrà essere giocata molto più indietro, dice l'arbitro. Molto più indietro, ma Solagna sembra non curarsi di questo, lascia lì la palla ed è pronto al rinvio lungo oltre la metà campo. Si sono persi altri minuti, ammonito anche Solagna, il portiere del Cavarzano, ma per lui sicuramente ci sta questa ammonizione, ci sta tutta, perché ha rallentato ulteriormente il gioco. Si giocherà oltre i 6 minuti di recupero serie sicuramente qui al Soldan di Conegliano. Sommariva, attenzione con il tentativo disperato di Solagna che butta via questo pallone, poi Rallo che va al rinvio immediato e allora deve prendere palla il Conegliano per portarla in avanti, non ci riesce Mosca che è stanchissimo, complica la vita, poi Sommariva che è fresco invece dalla parte opposta, prova a saltare l'uomo, non ci riesce, c'è il fallo di Sommacal, ammonito Sommacal. Zennaro, se c'era piaciuto nel primo tempo come arbitraggio, dobbiamo dire che nel secondo tempo ha pensato a non farsi scappare la partita dalle mani, ha tirato fuori un sacco di cartellini, ha spezzettato il gioco all'inverosimile e purtroppo la partita
ha pagato, purtroppo la partita ha pagato insomma il prezzo, perché ci sono ben 9 ammoniti, ci sono 9 ammoniti, quindi adesso la battuta, questo pallone sul primo palo, Rallo esce, la fa sua, pronto al rinvio Rallo, alza la palla, Sandonà 1, Cadoneghe 0 intanto al 49esimo anche in quel campo. Viene in avanti ancora il Conegliano con gli ultimi sforzi per cercare il forcing finale decisivo per portarsi e trovare il vantaggio. Ah, ecco, è andato a chiedere se ci sono minuti suppletivi, mi pare di sì, che si giochi un minuto ancora in più. Se penso di aver capito giusto, Solagna che va alla presa alta in bello stile. È un buon portiere questo Solagna, Davide Solagna, che non vorrei sbagliare, ma ha fatto il settore giovanile qui a Conegliano, negli anni miei, non sono i tuoi, Bonotto. E quindi, vabbè, poi ci informeremo. Abbiamo visto anche il papà e quindi presumo di sì che fosse un ex giallo-blu quando la cantera del Conegliano, insomma, che adesso è ritornata, quando la cantera del Conegliano attraversava ottimi momenti di gioco e di prestazioni. Butta in avanti il pallone, quello che deve fare, bravo Perosin che viene a prendersela in mezzo al campo, deve tenerla e girarla, bene così. Buanello, Perosin, ancora, la palla non passa, adesso c'è grande confusione e grande lavoro di spezzare il gioco da parte del Cavarzano, nulla di fatto. Sono partite che si è visto fin dall'inizio per il vantaggio del Cavarzano, attenzione, non la prende più. Non la prende più, non la prende più. Triplice fischio finale. Li aveva fatti i 7 minuti? Sì. Bene. E allora termina al 52esimo minuto di gioco nel secondo tempo questa gara. Si è giocato non bene nel secondo tempo, non ci è piaciuta la partita nel secondo tempo. Buon primo tempo invece per le due formazioni. Il primo gol è stato segnato da Ivo Betz del Cavarzano, il pareggio è arrivato da Faraon al 32esimo e ci si ferma qui. Altro non abbiamo da raccontarvi per quanto riguarda questa gara che, vi ripeto, nel primo tempo ci aveva soddisfatto completamente, nel secondo tempo invece ci ha molto deluso. Si termina qua, noi adesso vi lasciamo con le immagini soltanto, mancherà l'audio, il tempo di scendere negli spogliatoi, scendere al Soldan e vedere di recuperare qualche intervista. A tra poco.
Sì, sto aspettando che arrivi qualcuno ai nostri microfoni, anche perché l'entrata al Soldan sembra l'attacco a Fort Knox, tutto chiuso, tutto sigillato, e quindi abbiamo avuto qualche problemino nell'entrare negli spogliatoi. Adesso dovremmo avere il tecnico del Cavarzano che gentilmente viene ai nostri microfoni, e allora ci giriamo dalla parte opposta, mister. Allora, ho detto che la prima parte di gara mi era piaciuta da entrambe le parti, insomma, il secondo tempo è stato veramente un assalto e voi vi siete difesi, tra l'altro anche bene, il punto vi stava bene e vi sta bene. Beh, ma insomma, Era logico. sì, abbiamo preparato la partita in settimana sicuramente per non venire qua a difenderci, anche perché contro una squadra del calibro del Conegliano, se vieni qua a difenderti probabilmente È finita. l'è finita. Quindi, quindi direi che abbiamo tenuto bene il campo, sì, primo tempo. Avevo detto ai ragazzi proviamo a giocarcela al massimo delle nostre potenzialità, con massima grinta e determinazione, e poi vediamo cosa succede. Il primo tempo è andata bene, il secondo tempo è stato un po' più difficile, soprattutto i primi minuti. Dopo però ci hanno concesso anche diverse ripartenze, anche perché anche loro hanno cercato di vincere la partita, concedendo anche qualcosa magari in contropiede, e penso che alla fine il risultato sia giusto, insomma. Sì, il risultato è giusto perché, come dicevo prima, sì, avete fatto le barricate, però nemmeno poi più di tanto, insomma, era questo quello che nel secondo tempo dovevate fare. Sì, diciamo che abbiamo pensato a difenderci alti, E a portare a casa un a difenderci alti, cercando di lasciarli il più distanti possibile dalla nostra porta. Tante volte ci siamo riusciti, tante volte no, però tiri in porta, occasioni limpide, non mi pare che ne abbiano avute tantissime, e quindi questo insomma ci fa ben sperare per andare avanti. Insomma, ecco. Avevo detto in telecronaca non si può lasciare tanto spazio così a Ivo Betz, e mi ha dato ragione Ivo, perché mamma mia, classe 1980, ma averne. Ivo stupisce un po' tutti, insomma, ha fatto una firma per tutti quanti per arrivare alla sua età in queste condizioni fisiche, quindi sicuramente per noi è un punto di riferimento importante. Non è il gol di oggi che lo consacra, insomma, la sua carriera parla da sola, quindi direi che per noi è un punto fondamentale da qua fino alla fine. Mister, è un triumvirato il suo, siete in tre, mi pare di aver letto, Sì, sì. Diciamo che io faccio capo, diciamo, agli altri due, però siamo molto affiatati sia da dove eravamo prima, siamo partiti, e adesso siamo arrivati qua per cercare di portare a casa il risultato della salvezza, e cerchiamo di portare avanti il massimo delle nostre potenzialità, che in tre riusciamo bene, da soli è difficile, ma è come il resto dello sport, Chiaro. come nel calcio uguale. Mister, in bocca al lupo e buona salvezza. Grazie mille a lei. Grazie mister. Poi le devo dare una cosa mister, quindi ci rivediamo lì. Allora, vediamo se riusciamo ad avere qualcuno del Conegliano, anche se sono letteralmente spariti tutti quanti, quindi vediamo se rimaniamo ancora in linea, e vediamo se abbiamo ancora qualcuno da poter portare ai nostri microfoni. Vi ricordo com'è finita la gara qui al Narciso Soldan, 1-1 il risultato, è un risultato che, come diceva Mister Darold, è più utile sicuramente al Cavarzano. Il Conegliano ha provato ma non ci è riuscito, si è trovato naturalmente di fronte a una squadra che si era chiusa in ogni reparto del campo, e quindi nulla di fatto per cercare di portare a casa 3 punti. Enzo, se mi permetti, spengo un attimo, vado a vedere e vediamo se riusciamo ad avere, poi riusciamo ad avere l'intervista.
Ci siamo? Bene, allora abbiamo recuperato negli spogliatoi del Soldan anche Stefano Andretta. Allora Stefano, dicevo anche ad Harold che primo tempo mi è piaciuto da ambo le parti, insomma una bella partita giocata, aperta, poi nel secondo tempo c'è stata questa barricata da parte del Cavarzano. Voi le avete provate un po' tutte, ma il risultato sorride a loro, l'1-1 serve più a loro. Il risultato a noi serve per dare continuità, però è chiaro che ho visto da parte nostra non una bella prestazione, non una buona prestazione, ma nemmeno il primo tempo, dove al di là dell'errore nostro in occasione del gol loro, però l'avevamo aggiustata subito, per cui c'erano tutte le componenti, le capacità per poterla girare, però per poterla girare devi fare anche una prestazione di livello. Invece noi oggi ci siamo un po' adeguati, non abbiamo avuto la giusta capacità di imporre gioco, abbiamo buttato palloni lunghi e quindi la conseguenza logica oggi è che ne è uscito un pareggio dove c'è rammarico, ma non tanto per il risultato ma per la non prestazione. Sì, la non prestazione, però ti fa onore dire che non avete giocato bene. Io ho commentato dicendo che se vi lasciano giocare, è chiaro che poi bisogna che dalla parte opposta ti lasciano giocare come sapete fare, non ce n'è per nessuno, perché alcuni belli schemi, alcune belle trovate ci sono, però come dicevi te, se non ti fanno giocare lì non entri. No, vabbè, però è un po' riduttivo. Io, al di là di quello che è stata la prestazione loro, che sicuramente è una squadra che non molla, una squadra che ha anche una buona qualità negli effettivi, perché poi se andiamo a analizzare anche la lista loro, insomma ci sono giocatori che hanno presenze, che hanno partecipazione ai campionati superiori, per cui non è che sia una squadra sprovveduta, è che a me degli avversari sinceramente interessa veramente poco. Io guardo in casa mia e oggi io sono un po' preoccupato per quello che non abbiamo fatto. Io ho avuto la sensazione oggi di aver fatto una partita senza averla giocata e quindi quando è così è giusto che il risultato premi chi ha cercato di fare quello che deve fare contro, ripeto, la mia squadra che probabilmente, anzi sicuramente avrebbe potuto e dovuto fare molto di più. Stemperiamo un po', mi hanno detto che rientrerò nello striscia lo striscione perché l'ho chiamata a Ivo Bez quando è andato sulla punizione, ho detto non bisogna far fare queste punizioni a Ivo Bez, mi ha ascoltato, ma lì è più un errore del portiere forse, no? Sì, assolutamente sì. Probabilmente adesso devo ancora parlare con Eria, ma è chiaro che c'è stato un errore soggettivo evidente, al di là del fatto che Ivo ha preso la porta, è stato bravo perché ha preso la porta, però voglio dire ci abbiamo messo del nostro anche lì, ma ripeto poi l'errore individuale io l'ho sempre accettato in maniera molto serena, perché tra l'altro abbiamo avuto anche la bravura e capacità con Faron di rimetterla in piedi, quindi non è che ci siamo trascinati avanti per cui poi giochi un po' in apnea, in agonia, l'abbiamo rimessa a posto e la mia squadra in tutta sincerità aveva un attimino il dovere di provare a fare qualcosa in più, non solo a metterla sul piano della foga, dell'impegno, dell'agonismo, ma se noi vogliamo competere per stare in posizione importante bisogna far vedere qualcosa in più. Sono pienamente d'accordo con te Stefano, ti lascio andare a smaltire questo pomeriggio. Bene, abbiamo concluso qui dal Narciso Soldan di Conegliano, linea definitivamente allo studio.